Rieccoci in diretta, 17:29 minuti e 41 secondi puntualissimi per la seconda parte dell'edizione straordinaria. Come ogni sabato vi terremo compagnia fino al Vangelo del sabato, dopodiché ci sarà il telegiornale del Veneto, come sempre, il telegiornale di Venezia, il telegiornale di Treviso, poi ancora l'edizione straordinaria con gli ultimi aggiornamenti e poi alle 21:15 di questa sera l'importante appuntamento, oggi è giorno della festa della liberazione, con il film Il giovane Pertini, che racconta quindi il momento cruciale della formazione del partigiano Sandro Pertini, che poi diventerà il capo dello Stato più amato della Repubblica Italiana, quindi un quadro, un racconto dal 1929 al 1943, insomma, della storia di Sandro Pertini. Questa sera alle 21:15, quindi dopo l'ultima parte dell'edizione straordinaria di questa sera. È un 25 aprile, l'abbiamo detto oggi, diverso perché il virus costringe evidentemente a festeggiare sia San Marco, il patrono di Venezia, ma anche il simbolo, insomma, dei Veneti, sia la festa della liberazione dal nazifascismo in modo evidentemente diverso, molto online se vogliamo, ma anche con forme, diciamo, di festeggiamento particolari. Ne vedremo qualcuno. Avete appena sentito e rivisto, insomma, la parte della conferenza stampa del governatore Zaia. È importante perché nonostante, al di là dell'accenno alla festa della liberazione e alla festa di San Marco, ha fissato alcuni punti riguardo all'ordinanza e al dibattito che si era creato attorno all'ordinanza, anche e soprattutto a livello nazionale, la fuga in avanti del Veneto. Zaia ha voluto spiegare con una vera e propria cronologia delle ordinanze di pari passo con i DPCM del governo come in realtà non ci sia stata nessuna fuga in avanti, anzi in alcuni casi c'erano anche delle restrizioni rispetto alle ordinanze, ma insomma è andato tutto di pari passo e in linea con quanto fatto dal governo. Questo per la sintesi. E poi ha dato un'importante precisazione riguardo all'asporto, alla stessa ordinanza che è in vigore da ieri. Molti avevano capito o capito poco, non nella sua competenza, nella sua precisione, l'ordinanza riguardo proprio al cibo da asporto, che come sapete il take away ci è stato dato il via libera, la possibilità di poter andare fisicamente a prendere il cibo, in questo caso che può essere l'alimento in sostanza che può essere venduto, ma oggi la precisazione importante, e l'avete sentito da poco, riguarda le modalità, proprio per evitare gli assembramenti, e quindi lo avete sentito con l'obbligo di prenotazione, una persona soltanto, tutte le disposizioni che restano in vigore e sempre limitatamente al comune, ma l'abbiamo sentito da poco, quindi non lo riassumo ulteriormente, anche perché poi nel telegiornale del Veneto rifaremo un po' il quadro della giornata. Ripartiamo però dai numeri dell'epidemia del coronavirus, quelli forniti proprio in conferenza stampa, e vediamo allora la tabella. Importante perché adesso vi dirò alcune cose, alcuni annunci del commissario nazionale per l'emergenza Arcuri. Bene, 17.391 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza, sono 9.432 i casi attualmente positivi, i negativizzati sono 6.671. Scende ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare, scende il numero delle persone ricoverate, purtroppo resta invece il numero dei decessi, più 27 nelle ultime 24 ore. Zaia stesso, l'avete sentito, ha detto che la curva, diciamo, dei decessi dovrebbe scendere attorno a metà maggio. Più casi positivi anche perché ci sono oltre 306.000 tamponi effettuati. Questo è un numero importante. Perché vi dico questo? Perché dal punto di vista epidemiologico, o meglio dal punto di vista della lotta al coronavirus, oggi Arcuri, come dicevamo, il commissario per l'emergenza, ha detto, parlando ovviamente nel giorno del 25 aprile, non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della liberazione, ma
non ci siamo ancora liberati dal virus, e ha annunciato l'avvio il 4 maggio dei test sierologici a livello nazionale su 150.000 persone. L'esito dei test sarà reso noto via via e quindi senza attendere di avere il responso sull'intero campione. E poi ha parlato delle mascherine. Dopo le polemiche tuttora presenti sui prezzi gonfiati delle mascherine, Arcuri ha specificato che prestissimo sarà stabilizzato un prezzo fisso per la vendita. Lo faremo sia con il riferimento al prezzo, sia con riferimento al prezzo che con aliquota fiscale connessa è allo stesso. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le regioni affinché ne mettano da parte una quota. Stiamo anche lavorando per ridurre fino ad azzerare le importazioni. Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine, ha detto Arcuri, che serviranno per gestire la fase 2, perché la fase 2 è necessariamente legata alla presenza delle mascherine. Le regioni ad oggi hanno 47 milioni di mascherine nei magazzini. Arcuri ha poi annunciato che è stato siglato un accordo con 2 imprese italiane per realizzare 51 macchinari che produrranno tra 400 e 800 mila mascherine al giorno, macchine che lo Stato acquisterà. Arriveremo presto a produrre almeno 25 milioni di mascherine al giorno, perché la mascherina è il termine, diciamo, è la conditio sine qua non per avviare davvero in modo organico ed omogeneo la fase 2, quindi la riapertura graduale delle attività produttive, ma anche la possibilità di poter allentare quelle restrizioni anche sugli spostamenti. Sappiamo che si attende di capire quali saranno le linee guida post 4 maggio, si attende di capire quando il Premier Conte metterà nero su bianco e annuncerà queste misure. Ci sono tante ipotesi sul tavolo, però tutte sono legate ovviamente alle mascherine. Questo è quindi un importante annuncio di Arcuri di oggi. Poi ci sono le ordinanze, come abbiamo visto, regionali, c'è la realtà, diciamo, locale. Allora, oggi l'assessore al commercio di Padova, Antonio Bressa, ha annunciato questo, ve lo faccio sentire, proprio per riferimento alla fase 2. Sentiamo le parole di Bressa, proprio nel giorno del 25 aprile, cosa ha detto. È una giornata di festa, ma continua il lavoro per fronteggiare l'emergenza, ma ormai sempre di più per preparare la fase 2. Ebbene, c'è una novità importante per quanto riguarda il settore dei bar e dei ristoranti, che sappiamo essere uno dei più colpiti da tutta questa vicenda. La soprintendenza ci ha accordato la possibilità di derogare le regole sulle dimensioni dei plati attici in centro storico, questo in via eccezionale per fronteggiare l'emergenza che stiamo attraversando. È una cosa molto importante che sarà formalizzata con un accordo che coinvolgerà anche la Regione, che vogliamo sottoscrivere prima della riapertura che pare sia prevista per il 18 maggio, che ci permetterà di andare incontro alle esigenze di un settore che potrà vedersi anche delle nuove restrizioni per quanto riguarda il distanziamento tra un tavolino e l'altro, ma che anche grazie a questa novità vedrà il Comune al proprio fianco nel dare una risposta per quanto riguarda una ripartenza tanto auspicata, ma che ha bisogno di sostegno, di misure come queste per incentivare l'uso degli spazi pubblici all'aperto. Questa è la prima delle novità che ha annunciato Bressa. Ovviamente parliamo del comune di Padova. Avete sentito, ha fatto riferimento al 18 maggio, sul tavolo, diciamo, del governo c'è appunto questa data per la riapertura dei ristoranti, dei bar, e quindi non le attività produttive che potrebbero partire gradualmente dal 4 maggio. Siamo sempre nel campo delle ipotesi finché non avremo ovviamente la chiarezza del DPCM, ma nel calendario graduale delle riaperture il 18 maggio aleggia come data per quanto riguarda invece bar, ristoranti e quel tipo, diciamo, di attività commerciale che adesso può in questi giorni in Veneto ad esempio dare via libera, insomma, l'abbiamo sentito, all'asporto con quelle modalità che abbiamo sentito. Ancora Bressa, lo faccio risentire perché c'è un'altra novità, aspettate un attimo che allargo l'immagine e sentiamo cosa dice ancora. Due novità importanti anche per quanto riguarda l'aspetto fiscale. Siamo pronti a rimodulare il canone COSAP, il canone per l'occupazione in suolo pubblico, sulla base dei reali coperti, viste le norme di distanziamento sociale che saranno previste, che potranno essere posizionati nello spazio esterno. E anche per quanto riguarda
La Tari c'è una novità perché l'autorità nazionale si è dichiarata disponibile, scrivendo al governo e al Parlamento, a rivedere la Tari per quelle attività che sono state sospese, così come anche il Comune di Padova aveva chiesto a gran voce, secondo un principio per cui chi non ha prodotto rifiuti è giusto che si veda quantomeno alleggerita l'imposizione fiscale su un'imposta che è proprio legata alla produzione di rifiuti. Così Bressa, quindi queste due novità di oggi dal Comune di Padova. Mentre ieri sera Roberto Marcato spiegava così ad Anna De Roberto, nella nostra ultima parte dell'edizione straordinaria, le motivazioni poi di questo passo ulteriore della Regione e anche ovviamente la comprensione delle difficoltà dei sindaci che in alcuni casi, il più eclatante è quello del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, insomma, si sono risentiti per la comunicazione intempestiva dell'ordinanza. Lo sentite Marcato ai nostri microfoni. Ormai sono giorni che io interloquisco con le categorie economiche e le categorie dei commercianti, dei ristoratori, dei pasticceri, dei baristi, che sono quelle che, ricordo, sono fra quelle che stanno pagando di più questa pandemia da coronavirus, mi chiedevano la possibilità di fare anche l'asporto. E così come le fiorerie, anche le fiorerie mi chiedevano questo. E io ho portato questa esigenza al presidente Luca Zaia, che tra l'altro la conosceva e la conosce molto bene, e lui poi l'ha trasformata in una ordinanza. Quindi adesso, per carità, io tutte le polemiche del mondo, però il mio dovere è quello di rispondere a un'esigenza sempre nella massima sicurezza, ma anche un'esigenza economica degli imprenditori veneti che stanno soffrendo e rischiano di non aprire più. Quindi insomma io a loro devo rispondere e a nessun altro. Senta, nei vari punti che tocca l'ordinanza, qual è il settore che stava rischiando maggiormente in questo momento secondo lei? Insomma, voi immaginate che ci sono ristoranti che sono chiusi da 2 mesi, ci sono bar che sono chiusi da 2 mesi, insomma questi se continuano a chiudere, cioè ogni minuto di chiusura in più è un minuto che si aggiunge alla possibilità di non riaprire mai più. Allora, visto che insomma, se noi manteniamo la distanza di sicurezza, usiamo i guanti, usiamo la mascherina, entriamo nel locale per prenderci la pizza uno alla volta, insomma, qual è la possibilità di contagio? È praticamente zero, però al contempo, intanto la prima cosa è che diamo la possibilità di fare economia a queste aziende che stanno soffrendo tantissimo, e dall'altra come dire, rimettiamo in moto anche un po' di socialità, perché non dimentichiamoci che noi stiamo chiedendo ai veneti da mesi ormai di rimanere chiusi in casa. Insomma, se uno va anche a prendersi la pizza e se la mangia a casa, non credo che questo comporti chissà quale dramma. L'apertura e la chiusura dei cimiteri è di competenza dei sindaci, tanto ricordiamolo. Quello che dice l'ordinanza è una sorta di moral suasion nei confronti dei comuni, dei sindaci, nel dire, insomma, tenete conto che l'esigenza di andare a trovare il papà che non c'è più, la mamma che non c'è più, un fratello, un figlio, è un'esigenza intima su cui, se c'è la possibilità, non si può tergiversare. Capisco anche la difficoltà dei sindaci, che anche loro sono in trincea e sono la prima linea di contatto con il cittadino, e anche loro hanno delle difficoltà. Li capisco, chiedo a loro, come dire, un po' di comprensione, perché un'ordinanza va comunicata, non va comunicata prima, perché altrimenti non è più un'ordinanza. Insomma, ci sono delle difficoltà anche da parte nostra. Hanno tutta la mia comprensione, ma credo che in uno spirito di collaborazione le soluzioni si possano trovare. Così Marcato insieme ad Anna De Roberto nella edizione straordinaria di ieri sera, l'ultima parte, a chiedere di riaprire il prima possibile. Peraltro vi ricordo, ma l'avete sentito da poco dal governatore Zaia nella conferenza stampa, la novità di oggi sui cimiteri, la precisazione sui cimiteri è che c'è la possibilità di poter andare in un cimitero dove il proprio caro è defunto, anche se in un comune diverso da quello di residenza, stante però che deve essere comprovata ovviamente la stretta parentela con il defunto. E questa è una precisazione importante che è stata fatta oggi nella conferenza stampa. Allora,
Questo è per quanto riguarda l'asporto. Abbiamo parlato delle fiorerie, abbiamo parlato di cartolerie e librerie che hanno avuto il via libera anche per gli altri giorni. C'è un settore che chiede di riaprire il prima possibile. Evidentemente questa decisione spetta al governo e non alla regione, perché è un altro diciamo, settore, un altro organo di competenza. Ma qual è questo settore? Quello dell'abbigliamento, e a Treviso nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tra Federmoda e Spisal per la sanificazione degli ambienti e dei vestiti. Sentiamo. Che differenza c'è tra una brioche, un gelato, un paio di scarpe a questo punto? Me lo dovrebbero spiegare, perché dal punto di vista del rischio sanitario e quant'altro, cioè, non c'è nessuna differenza. È questa la domanda che i titolari di negozi di abbigliamento si stanno ponendo in queste ore, nella speranza che il loro turno arrivi il prima possibile. Quello che non capiamo è come mai aprono più o meno tutti. Oggi aprono i fioristi, cioè in questi giorni apriranno i fioristi, apriranno le pasticcerie, le gelaterie, perché loro venderanno alla porta, no, il loro prodotto, e io mi sono domandato: ma perché non può fare la stessa cosa la moda? Vuol dire che apriremo la porta e i nostri articoli li venderemo presentandoli direttamente al cliente che è in attesa davanti al nostro negozio. Insomma, la voglia di ripartire dopo settimane di lockdown c'è, così come la disponibilità a trovare qualsiasi soluzione che possa garantire la sicurezza del cliente. Certo, la quotidianità dei negozi nella fase 2 è ancora tutta da decifrare. Se viene provato un maglione, per essere provato il maglione bisogna togliere la mascherina, il maglione entra in contatto con naso e bocca. Poi cosa si deve fare? Sì, lo sanifichiamo, ma non sappiamo che cosa si intende per sanificazione di quel maglione. Ci sono alcuni indumenti che sono fatti con dei materiali molto delicati che vanno trattati in modo completamente diverso. Anche per approfondire la questione, la prossima settimana è previsto un tavolo tra gli Spisal e la Federmoda trevigiana. Capire nel merito delle singole operazioni quotidiane quale sarà il miglior comportamento possibile, partendo da un presupposto che forse il 100% non lo si potrà mai ottenere. Però la nostra parte la facciamo fino in fondo. La richiesta per il momento è una sola. Quello che chiediamo è che possibilmente da domani mattina, per chi lo vorrà, così come aprono altre merceologie, possa aprire con le stesse modalità, cioè la consegna alla porta, anche il nostro settore. Chiedono ovviamente di poter celebrare le loro messe normalmente, le varie diocesi anche del Veneto, ma bisogna stare ancora alle disposizioni ovviamente del governo. È un altro degli interrogativi: quando riapriranno, diciamo, le chiese, o meglio quando sarà possibile partecipare alle celebrazioni eucaristiche, insomma alle varie cerimonie. Lo sapremo forse nel prossimo DPCM, non è ancora detto se ci sarà una calendarizzazione anche di questo. Intanto, come sapete, ogni domenica, ma non solo, vi mostriamo in diretta, vi facciamo partecipare in diretta alle celebrazioni a Treviso, a Padova, ad esempio dal Santo, ma poi anche a Venezia. E oggi la messa del Patriarca in diretta alla Basilica San Marco era più particolare delle altre, perché si celebrava e si celebra proprio il santo patrono di Venezia, San Marco, ed è stata un'occasione per il Patriarca di guardare oltre, guardare cosa sta insegnando, cosa ha portato, cosa ha cambiato il coronavirus e cosa dovrebbe cambiare in futuro il coronavirus, in particolare la politica e la finanza. Sentiamolo. Covid-19 ha fatto saltare in pochi giorni tutte le nostre sicurezze, un modello di convivenza sociale che consideravamo evoluto, sicuro e affidabile, in grado di garantirci totalmente. Una preghiera accorata per tutti i deceduti di coronavirus e i loro familiari e amici, e un invito a camminare insieme e ricostruire un sistema. In una basilica ancora deserta, Monsignor Francesco Moraglia celebra la messa e impartisce l'indulgenza plenaria per la festa di San Marco a tutti i fedeli che partecipano alla celebrazione in diretta attraverso le nostre emittenti e i mezzi di comunicazione sociale. Il terremoto coronavirus è per il Patriarca di Venezia un campanello d'allarme suonato a livello mondiale. Le modalità con cui finora si sono prese le decisioni da parte della politica non pongono al centro né la persona né i popoli, ma altri interessi, anche se la retorica su tali temi non manca. Vi sono infatti elite
elite che hanno la forza ad orientare la finanza, l'economia, l'informazione e la politica attraverso uomini e donne da loro creati. Così talvolta nella politica possiamo trovare persone di poca esperienza e competenza, soggetti fragili e manovrabili. Altro grave rischio è poi l'antipolitica, con la deriva populista. La politica invece è questione delicata e seria e per il cristiano è addirittura atto di alta carità. Ad ascoltare Monsignor Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Vittorio Zappalorto e il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin. Alla nostra amata Italia l'augurio di una rinascita oggi come quella di cui i nostri padri furono i protagonisti. Avete sentito dunque le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Oggi dunque una giornata particolare, da una parte San Marco, dall'altra la festa della liberazione, due volti di una giornata diversa evidentemente, e un po' come ha detto anche il sottosegretario Baretta. Oggi eravamo in diretta con lui nella prima parte dell'edizione straordinaria. L'appello suo è che i valori di entrambe le feste, le celebrazioni si uniscano, si armonizzino. Da una parte dunque la caparbietà, la forza dei veneti di reagire come sempre alle avversità forti della loro storia, delle loro tradizioni, e dall'altra la capacità di saper ricostruire dalle macerie, come fece chi riuscì a combattere poi il nazifascismo e poi ricostruì di fatto il nostro paese letteralmente dalle macerie. Queste sono macerie non forse visibili, quelle del coronavirus, in alcuni casi purtroppo sì, ma il nemico invisibile produrrà delle macerie che si vedranno probabilmente più avanti. Non c'è ovviamente soltanto il dramma dei deceduti e dei morti in tutti i settori, soprattutto ovviamente anche nell'ambito medico, ovviamente gli anziani e le vittime, poi ci sono le macerie, diciamo, economiche che sono ancora di là da venire, anche se già si sentono. Dunque due festività, due momenti che si intrecciano nella giornata di oggi, si intrecciano anche nelle manifestazioni. Ora vediamo ad esempio le immagini del tricolore che ha illuminato i monumenti, le zone di Venezia nella serata di ieri per la liberazione. Guardiamo. Queste sono alcune delle immagini. Allora restiamo sulla festa della liberazione. Vediamo allora il messaggio a Padova, ad esempio, del sindaco Sergio Giordani ai cittadini di Padova. Ve lo faccio sentire ora. Celebriamo oggi l'anniversario della liberazione dalla dittatura nazifascista. Un appuntamento importante per il nostro Paese e per la nostra democrazia, che quest'anno viviamo in un modo inaspettato e particolare a causa dell'emergenza. Scusate, si è bloccato, piccolo incidente tecnico, riuscirò a farlo ripartire fra poco, abbiate pazienza. No, si è bloccato, allora ve lo faccio rivedere fra poco. Restiamo però in ambito festeggiamenti, come dire, particolari, diversi. L'inno nazionale, l'inno di Mameli, in un video realizzato dai dipendenti della Fenice, non solo i musicisti ma anche, diciamo, tutti coloro che lavorano, quindi anche gli amministrativi, tutti coloro che lavorano alla Fenice hanno realizzato questo video molto emozionante sulle note di Fratelli d'Italia, ricordando appunto
la liberazione. Guardate. Tanti volti, tante voci dei dipendenti, insomma di tutti coloro che lavorano alla Fenice per ricordare dunque la festa della liberazione. C'è anche chi lo ha fatto in modo evidentemente particolare, perché il periodo lo costringe a festeggiare in modo particolare al Lido di Venezia. Al Lido di Venezia, vediamo se trovo il servizio di riferimento. Insomma, al Lido di Venezia un 25 aprile in condominio, ovviamente con tutte le disposizioni di sicurezza. Vediamo il servizio. Hanno festeggiato il 25 aprile, anniversario della liberazione, dai giardini delle loro case, passandosi un microfono per alternare musica e letture di testi. È l'esperienza messa in scena questa mattina da un gruppo di una decina di residenti del condominio Terra e Mare in via Simone Occhi al Lido di Venezia. L'iniziativa è cominciata con il dottor Mecichian, che ha diretto questa nostra cosa, e mia moglie Elena Pradella, che hanno pensato di ricordare il 25 aprile, non potendolo fare attraverso le manifestazioni che solitamente frequentavamo negli anni passati, coinvolgendo gli abitanti di questo nostro condominio. Nel pieno rispetto delle restrizioni e delle attenzioni sanitarie, la performance è andata in scena. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 manifestazione del partigiano, quanto per la libertà. Data fondamentale per il nostro paese. E così è nata l'idea. In questi pochi ultimi giorni abbiamo raccolto i testi. Giovanni, che è il nostro regista, ha collezionato le musiche e ci siamo distribuiti i testi. La splendida giornata di sole e il suggestivo richiamo della spiaggia davanti ai Murazzi e al mare hanno completato l'opera. Una manifestazione degna, diciamo, di una comunità come la nostra, che vive in questa città, in questo paese, e che vuole continuare a vivere in questa città, in questo paese, in maniera libera. Dal 25 aprile poi ovviamente rimbalziamo a San Marco di nuovo, e c'è chi per esempio nella Marca Trevigiana, a Santa Lucia di Piave, nello specifico come il sindaco Riccardo Szumski, non ha illuminato con il tricolore, ma ha illuminato il suo municipio con il leone della bandiera di San Marco, e ha postato questo video sulla sua pagina Facebook. Guardiamola, è molto breve. Signori, ecco a voi la festa di San Marco e il municipio di Santa Lucia di Piave. Suggestiva anche questa immagine. Vi racconteremo anche del 25 aprile del San Marco a Santa Lucia di Piave nel telegiornale
di Treviso. A proposito di San Marco, una notizia di cronaca legata alla festa di San Marco. Ricordare la festa di San Marco in onore del popolo veneto a Venezia non è una delle urgenze previste dalle deroghe alle limitazioni del coronavirus. Per questo un gruppetto di venetisti è stato bloccato, multato e segnalato dalle forze dell'ordine in piazza San Marco nel giorno appunto del Santo Patrono. Alcuni di questi venetisti provenivano da un comune diverso da quello lagunare e avevano scritto nell'autocertificazione di essersi recati in piazza letteralmente per ragioni di necessità, festeggiare il Santo Patrono del popolo veneto. Oltre alla bandiera, con il leone alato, il gruppetto esibiva mascherine con l'effigie di San Marco confezionate per l'occasione. Sono stati multati. Un altro blitz, chiamiamolo così, ma diverso, quello di Forza Nuova, sempre a Venezia, oggi in questo 25 aprile, a 2 passi dalla Basilica di San Marco. I militanti del movimento hanno infatti appeso dei manichini rigorosamente con guanti e mascherine per protestare contro quella che definiscono la dittatura sanitaria. È in corso una dittatura che opprime, umilia e impoverisce gli italiani, sottolineano in una nota gli esponenti di Forza Nuova. Prima il tradimento economico dell'Unione Europea, poi quello sanitario dell'OMS. Dobbiamo dire basta, riprenderci le nostre libertà costituzionali, ad oggi calpestate, e il nostro lavoro. Così Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, che ha, come dire, organizzato questo blitz a Venezia. Anche questo oggi è successo in città. Siamo quasi in chiusura perché, come sapete, al sabato c'è il Vangelo del sabato con Don Adelino e poi ci sarà il telegiornale del Veneto. Ci lasciamo allora e poi ci rivedremo per i telegiornali e successivamente per l'edizione straordinaria con un servizio di Francesco Ceron che racconta di una lettera arrivata proprio ad Antenna 3 in queste ore, ed è una lettera di ringraziamento, una lettera con la quale una nostra telespettatrice attraverso di noi, scusate, ringrazia i medici che hanno salvato suo padre. Guardate. Le porte del reparto di pneumologia si aprono e finalmente dopo 33 giorni rivedo mio padre in fondo a quel corridoio, seduto su una sedia a rotelle e circondato da 3 infermiere che parlano con lui. Io lo aspetto e mentre lo accompagno verso le porte d'uscita a metà corridoio parte quell'applauso che riecheggia ancora oggi nelle mie orecchie. È un passaggio di una lettera arrivata alla redazione di Antenna 3. A scrivere è Marzia con le sorelle e le loro parole sono di ringraziamento per le informazioni ricevute dai nostri notiziari, ma soprattutto nei confronti di medici e infermieri dell'ospedale Cafoncello. Dico loro, cioè, che si sono presi cura del padre Lello, ricoverato la sera dell'11 marzo perché positivo al Covid-19. Un mostro, come scrivono le figlie, che ha cambiato, rovinato, tolto la vita a troppe persone, ma non al loro papà, che ha combattuto e vinto il virus. Una sfida impossibile da superare senza l'aiuto di quelli che lui, il papà, continua la lettera, chiamava e continua a chiamare semplicemente angeli. I suoi angeli sono stati tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori dei reparti di medicina d'urgenza, terapia intensiva e pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Sono stati giorni infernali che hanno segnato lui come molti altri pazienti per sempre. Lui ha rivisto il sole ed ha potuto nuovamente respirare l'aria della sua terra da solo, senza un respiratore, sabato 11 aprile. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare, scrivono le figlie citando Madre Teresa di Calcutta. Con questa lettera concludono: papà, mamma e noi figlie volevamo ringraziare tutti voi per esserci stati sempre vicini, per avere avuto sempre una buona parola e dato tanto amore nel fare il vostro lavoro ogni giorno. E con questo bel grazie di Marzia ci salutiamo. Allora il Vangelo del sabato e poi il telegiornale del Veneto.